Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Ha perso la vita in uno scontro frontale il 47enne Salvatore Barone di Modica mentre era alla guida della sua auto. L'incidente è avvenuto in Toscana, morto sul colpo anche l'autista dell'altro mezzo, il 73enne Saverio Picerno. Arrestato dalla polizia e indiziato per maltrattamenti in famiglia un uomo di Catania che avrebbe minacciato con un grosso coltello da cucina la moglie. Quest'ultima sarebbe intervenuta per sedare una lite tra l'uomo e il figlio. Bloccati e arrestati due catanesi, entrambi di 26 anni, che giravano per le vie di Catania alla guida di un'auto rubata, in possesso di una mitragliatrice e una pistola, accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Accertata dai carabinieri un'abusiva sottrazione indebita di energia elettrica e di acqua al villaggio Sant'Agata di Catania, dove un uomo ha causato per via di una manomissione un danno economico di 38.000 euro a 5 utenze. In conclusione, il meteo nella giornata di domani in Sicilia si attende buon tempo e sole ovunque. La Protezione Civile regionale ha diramato lo stato di preallerta arancione per rischio incendi in tutta l'isola. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.